Nevica a Cortina e sono fiocchi a cadere da questa mattina e a rendere ancora più suggestiva la cerimonia di apertura dei mondiali di sci alpino di Cortina 2021. Musica, colori e poi la sfilata degli atleti con le rispettive bandiere. Da domani inizieranno le gare. Immagini emozionanti, la regina delle Dolomiti si è illuminata questa sera aprendo così la 46esima edizione dei campionati mondiali. Tanta emozione per un evento fortemente voluto dalla mia comunità. Devo dire che veramente in questa occasione lo sport ha messo tutti d'accordo. Il presidente Luca Zaia ha raggiunto Cortina nel pomeriggio. Ma è una grande vetrina a livello internazionale, una grande opportunità e peraltro penso che sia l'unica esempio nella storia degli sport invernali dove si riesce a approfittare di questa vetrina per parlare già delle Olimpiadi che ci saranno, cosa unica. Durante i miei anni di presidenza di Formula 1 con Michael Schumacher, lui mi ha insegnato una cosa: per fare la curva più veloce possibile, al massimo della morbidezza, devi guardare più lontano possibile. Noi abbiamo cercato di fare questo. Da oggi al 21 febbraio l'Hotel della Posta di Cortina, l'albergo più antico della località ampezzana, ospita il Fuori Mondiali di sci alpino con Casa Veneto, un progetto di Fondazione Cortina 2021. La Regione aveva lavorato per far sì che questo evento fosse vissuto dalla gente. Purtroppo la pandemia ce lo ha impedito, rileva l'assessore al turismo Federico Caner, ma restano la soddisfazione per aver messo in piedi questa grande iniziativa e l'entusiasmo. Ciò che vedete alle mie spalle è uno stand della Regione Veneto allestito all'interno dell'Hotel della Poste, dove faremo una serie di iniziative promozionali del Veneto. Si alza il sipario sui mondiali di sci, primo grande evento internazionale in era Covid, non c'è pubblico ma l'adrenalina non manca in Casa Italia che nella combinata donne schiera due punte di diamante come Federica Brignone e Marta Bassino, pronte a dare il 100%. Dall'8 al 21 febbraio insomma fitto il programma con gare di discesa libera, supergigante, slalom speciale, combinata e slalom parallelo, tutte sia maschili sia femminili e una gara a squadre mista.